E mentre sfuma la sigla degli occasionali, noi torniamo in diretta con un nuovo episodio del podcast più amato di Calcio Napoli 24 TV, anche perché è l'unico. Ben ritrovati tutti voi da parte di Riccardo Catapano, c'è il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia, il nostro immancabile Vincenzo Testa. Vai, ciao, con saluto. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi sei anche verde militare, vedi? Il saluto. Sì, perché? Perché non siamo soli, non perché siamo non siamo soli. Un'altra voce indimenticabile. Io prima nel faccio... fuori onda parlava, io chiudevo gli occhi e ricordavo ciò che è stato il mio passato. Anche qui io farei sentire prima la voce. Tu vuoi far sentire la voce? Vediamo se la riconoscono. Guaglione. Ragazzi, come si fa a non riconoscere Acuto? L'infanzia di tutti. Ragazzi, buonasera, che piacere. Grazie per essere qui. Grazie, non sapevo proprio a chi ti invitai. Vabbè, mu a mamma chi. E invece Acuto era un must. Dovevamo avere Acuto, che si chiama Francesco Grimaldi, in artiacuto.org. Mettiamo pure .org, sì, perché molti sì. anche no, la gente è convinta che è il mio cognome, quindi proprio... molti sono convinti. E prima Francesco ci raccontava Acuto. Anche sui bonifici scrivono Acuto. Sì, una volta mia cognata me la fu bonifica, parlando di anni fa, dice: come è arrivato? Dicetti no, veramente. Ma dico tutto brutto, perché poi una persona di famiglia dice: ma tu non me le dai. No, ma hai già fatto bonifica, ne scritto Francesco Acuto. Cioè, guarda, non mi arriverà mai questo mi dispiace. Tua cognata, mi dispiace, mia cognata che dovrebbe conoscere. Però era all'inizio che ci conosceva. Però lei non si è accorta che è tornato indietro il bonifico, ha fatto finta di niente. Non lo so. Soldi gratis. Ma poi lei ha avuto questi soldi oppure poi sono arrivati? Sì, con adesso, perché poi chiaramente è un capitale fermo, che fai? Dici no, mi si cainata, ma cacci i soldi, non mi interessa. Tu non ti definisci doppiatore? Ma no, doppiatore no, cioè io mi diverto, ragazzi. Io voglio sapere, allora, tu, nella vita, il tuo giorno tipo, Francesco si sveglia la mattina e... Allora, vabbè, ultimamente sto lavorando come controfigura di Brad Pitt. Ci sta. Poi sto lavorando anche un po' con Tom Cruise, non so se... scene d'azione principalmente, che poi Tom ultimamente mi ha detto che lui preferiva sempre non avere controfigure, poi ultimamente guarda, Giusto. Quindi sto anche guardando Gian, perché poi nel mondo... Poi fai avanti e indietro, America, Italia, cioè no, come funziona? Sì, no, vabbè, la mattina la mediana, è una... sì, tranquilli, pochi traffico, però devo dire, poi la sera a casa mi aspetto. No, in realtà, vabbè, faccio tutt'altro, quindi... No, in realtà... È inutile che lo dici, me l'ho detto in tanti posti, lo dico anche qui. Sì, no, al momento sto lavorando per una società che si occupa di tante cose, sempre i call center. Tu quando dici, ma chi si fa di call center? Ma faceva i video già di call center anni fa. Sì. Infatti all'epoca, poi quando cominciai, diciamo, questa attività, pure là non conoscette, cercavo materiale per ispirazione. Infatti ci sono stati un po' di video che chi magari lavora in call center capisce, cioè le dinamiche. Chiaro. Ma io sto riflettendo proprio malamente, tanto che è bellissimo. La gente che vi segue da casa, secondo me dice: ma guardatevi la fatica come... ma perché noi qua al podcast è un po' un momento di riflessione, quindi ci sta, è tutto... Riflettiamo. In generale riflettiamo. Ma una domanda che volevo farti, in realtà tu volevi fare da piccolo un altro mestiere. Che se le ci chiamano un pacco cartica sperduta. Confermo. Bene, in realtà l'ho chiamata io questa qua, però Riccardo. Lui si è preso la paternità e la diamo domanda. a Cesare quello che è di Cesare. Sì, no, ma io ho sempre avuto una passione, l'esercito, forze armate, carabinieri, poliziotto, niente, non ci ho fatto niente. Non è mai apparsa questa figura nei video tuoi? No. Tranne forse solo un ufficiale. No, c'era un video, no, già niente, con Richard Gere, ufficiale gentiluomo, fece una mezza parodia. No, però per anche Rambo. Comunque Rambo, sì. Rambo più di uno, tra l'altro. Rambo è nella storia, cioè a me ancora la gente quando capita al supermercato, tu vai a Kill Benedetto, che poi ti ripeto, io non so proprio tipica, cioè mi metti spone nell'ombra mia, vedi bella buona gente che viene in da ricchia, che tu la spetta, che tu sai piano buccaccia coppa scappata Rambo, ma devi calmare un poco perché magari mi ha conosciuto. Ma che tra l'altro, cioè la tua voce è più famosa del tuo volto, che è apparso solo qualche anno fa. Sì, dopo l'intervista con Alici, con Andrea, ma perché poi alla fine dopo tanti anni la gente che negli anni è arrivato a un punto in cui ha detto: ma che non frutto? Ma sì. Perché poi dopo tanti anni la gente che continuava a scrivermi: hai fatto avuto, face reveal, che se proprio la voce che fanno i messaggi avuto, e poi alla fine ho detto: ma perché no? Volevo farlo in modo divertente. Quando mi contattò Andrea dice: tu è arrivato il momento giusto, quindi possiamo
mi faceva piacere, quindi ti devo dire, salutiamolo Andrea, anche lui è stato ospite qui al podcast, me lo diceva occasionali, quindi è il nostro grande amico. Lo abbiamo portato in ritiro, non verrà mai più in ritiro del Napoli, ci dispiace molto. No, che gli abbiamo fatto combinare a noi. Quindi, no, si fa. Quindi salutiamo Andrea. Tra l'altro, mi sono ricordato che io, in realtà, il tuo volto, quando apparve la prima volta sul canale di Alici, io ti immaginavo esattamente così. È una cosa che non mi sono mai spiegato. Falso, che non sei falsissimo. Ti giuro che ti immaginavo così. Poi, diciamo, avevo visto le mani quando tu facessi un video. L'unboxing, esatto. Da lì le mani, capito? Dalle mani capisci come è fatto. No, invece tutti hanno sempre detto ma io pensavo che tu di più alto, tutti però sono 1,9 metri, tutti no, ma pensavo che tu di cat, pensavo che tu di capello lungo, cioè ma non ti metti così più assurdo, ed era divertente questa cosa, che poi nell'immaginario ognuno. Poi quando effettivamente c'è stata quell'intervista è stato comunque divertente, perché poi tutto quanto è andato si dai risuscitata, sì, perché poi va a periodi, cioè questa è una cosa che ho sempre fatto negli anni, cioè il bello e buono mi sfastidia, sparisci, sì, magari un motivo, magari un altro, magari il lavoro, magari questo, poi alla fine, perché questo non è mai stato chiaramente per me un lavoro, capito? Non l'è mai diventato, certo mi è dispiaciuto, mi sarebbe piaciuto lo fosse diventato, però cioè, a me quando fai una cosa per divertirti, fai, basta. Anche che tu facevi YouTube quando non c'era ancora la monetizzazione. Non c'è stato un precursore tu. Sì, non c'era proprio uno dei primi YouTuber che senza sapere di essere YouTuber. Bravo, esatto. Cioè, alla fine io c'ho una cosa salvato, screenshot YouTube che mi cancellai proprio canale. Mi ricordo questa cosa. Io c'avevo tantissimi iscritti, era bellissimo. Poi sì che YouTube si esce dai, tu ma guarda chi si carica. Ma vieni a bere una cacchissa. Dagli Stati Uniti, al loro quartier generale vanno a Napoli. No, proprio così, agli Uniti a Kiss cancellano poco e mi arrivavano messaggi tutti i giorni, la Paramount Pictures reclamato i diritti, se tu perché poi arrivavano delle lettere, se tu reclami il tuo l'avvocato fai che lo fai. Cioè devi andare in tribunale con la Paramount. Cioè cosa che se lo fai oggi, chiaramente tu a TikTok c'è che esci il mondo, film interi, non fai YouTube, film completo ti esci un film intero. Assolutamente. Cioè, tra l'altro tu mi ricordo che ti bloccarono un po' di video, tu iniziasti a caricare su altre piattaforme tipo Libero. Ma io caricavo i video all'inizio, prima di YouTube, facevo il file zippato, lo mettevo online su una piattaforma di hosting, a gente io l'ho scaricato. Me lo ricordo. Quanti file zip che mi arrivavano? Ma tu pensa che all'inizio pagavo per caricare i file, perché c'era tipo una banda limitata e questi qua dicevano guarda hai consumato la banda e a 3 giorni che hai spesi tipo 20 euro, cioè ma com'è? Allora poi mi dispiacevo perché poi la gente mi scriveva, dice guarda il file non è più scaricabile, io là aumenta banda di 5 euro, cioè stava parlando proprio di 56k, cioè lui non monetizzava, addirittura pagava. Penso quando tu questa è la dimostrazione che la passione vince su tutto. Sì, ma perché quando io sono dell'opinione, se tu fai una cosa per divertimento te ne sembra buono, più o meno, cioè nel senso poi la gente piace, non piace, c'è da fastidio, va bene, però se questa cosa ti diverte, cioè viene bene. Poi per questo non è mai diventato un lavoro alla fine, perché poi nel tempo, cioè o mi chiamavano persone, mi proponevano cose più assurde, cose che non. Poi ultimamente, cioè quando è capitato poi dopo l'intervista con Alici, c'è stato appunto questo ritorno, dici ma così tra virgolette, che poi ritorno, niente di che. Cimmi serata, cimmi balletto, cimmi canzone, ma tu sei famoso per i balletti effettivamente. Sì. No, sta cosa di balletto, la cimmi e canzone, la cimmi serata, che poi voglio dire va bene, cioè va benissimo se lo sai fare, che giustamente tu dici è un lavoro, ce fa e lo faccio, facciamo ce fa, e non esatto. Ah sì, non ci fa sta cosa, però nell'immaginario magari a chi ha potuto dice no, però noi sfruttiamo questa cosa di racconto, per me non ha senso. Certo, sì. Cioè se questa cosa è nata per il divertimento, io facevo questa cosa perché mi facevano dire di fare i doppiaggi, anche il semplicemente dire fammi un paio di video ma fa sponsorizzare l'autolavaggio, per dire, come può essere una qualsiasi cosa. Cioè non è cosa mia, non lo sa ci fa. E va bene, perché tu dici ma com'è fatica? Sì. Chi lo sa fare mi fa piacere, sono contento, anzi è un lavoro, cioè, assolutamente, i miei complimenti. assolutamente. Ma nel mio caso non
Ma per molti cavi le prime ispirazioni erano tra i banchi di scuola. Tu già ti divertivi a scuola a fare Sì, no, ma in questo realtà che poi hai reso pubblico con i Sì, tuoi famosi ragazzi, doppiaggi. questa cosa da piccolo c'è sempre stata, quella voglia di modificare, di far sì che quella cosa, cioè due personaggi in un film parlassero la napolitana in modo divertente. E infatti poi con gli anni, avendo poi la strumentazione a disposizione, dici tu ma la sta cosa, tu mamma, effettivamente avevo un'attrezzatura molto molto macchedonica. È rimasta così, Cioè, cioè, all'inizio ce lo siamo era domandati. difficile registrare, quindi siamo chiesti ma come facevo? Sì, no, ma tu pensi, cioè tipo c'era la TV, io pigliavo il microfono, registravo l'audio dalla TV, poi la VHS quando uscivano, cioè avevo a disposizione i cavetti video, audio, le prime schede video del computer che più potevi, ma dopo partiva una centrale nucleare, partiva una cosa che quando mi amici, ma che fa? Lanci i missili, Ma che che fa? stai hackerando? Che stai facendo? Che poi facevo, zitto, state zitti tutti quanti, state zitti, ma perché? Ci sta, che poi si sentiva di merda l'audio, infatti la gente poi col tempo mi scrive ma perché non migliori l'audio, perché non ti fai ad esempio il video di pagliaccio, perché non lo ti fai, ma come ti Ma faccio quello è a fare? artigianale, è bello Che così, la cosa fai? è casareccio, è quello che ci ha fatto appassionare. Dai, cosa pane e pupatori, io sono sempre dell'opinione che sono quelle più belle, cioè Assolutamente. se tu fai la cosa studiata, lavorata, tutto bene, non ti viene mai buono. Non viene bene, non viene bene. Ma tra l'altro la mia domanda è nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima il sito avuto.org o YouTube? Perché .org è il dominio. Sì, no, all'inizio io feci tipo un sito, all'inizio si chiamava tipo Acuto Esaurito, poi chiamai Acuto Lunatico, poi facevo tutte certe cose tutte strane. Alla fine, quando capii, cioè, vabbè, mo ci accottiamo su dominio, che poi non ne capivo nulla. Cioè, io sono sempre stato molto autodidatta, ma Matteo, infatti pure il sito era una chiave, cioè, quindi niente, proprio tutti i codici azzeccati, Colori incollati. hit, perché mi ricordo che era rosso su sfondo nero. Sì, Quindi sì, era su proprio sfondo hit. No, mamma mia, è sempre stato tutto appezzottato ed era quello, però mi piaceva, No, era piaceva bello. mio, è fatto. C'erano le locandine a ogni film. Ah, mamma mia, una cosa proprio che la gente mi scriveva, gente che si offriva, guarda, io te lo faccio gratis, faceva. Io faccio il webmaster, ti prego, fammi, io sono designer, manager, professional, ti faccio un sito. No, ma poi gratis, io facevo, io vi ringrazio, voglio bene, mi state offrendo. Ma no, adesso è così. Cioè, anche per i video facevano, guarda, io ho uno studio qua, perché non vieni a registrare nel mio studio? Io facevo, ti voglio bene, ti ringrazio. Ma vengi in tuo studio, ma che venga a fare? Cioè, che cosa. Cioè, ad essere, sa da sentire proprio uscita, da sentire proprio. Sì, non sì, faccio sì. video. Non voglio un La l'audio ventola pulito, del no? computer sotto. Bravo, esatto, bello. esatto. Che quella è cosa più. È così, più infatti noi divertente. così ha funzionato alla fine, perché poi cioè tu sei andato virale. Ma il problema è quello che non è che c'è resti virale, perché ne parlavamo pure Resti prima. virale, Su cioè, più generazioni, come tra dicevamo l'altro. prima, io uso ancora le Abbiamo detto frasi di un Acuto. sacco di cose fuori onda, ragazzi. Vi siete persi una bella chiacchierata. Ragazzi, no? No, considerate la prima canzone di Peppino Di Caprio, ero piccolo, l'ho scoperta da a Carletto a Carletto Cineso con la Scherzo. Io non la conoscevo quella canzone, l'ho scoperta così. Quella La è una prima di- canzone di Peppino Di Caprio l'ho scoperta così. Conferma anche Emanuele Bellissimo. Bernardo in regia. Oh yes, pitch no, ha detto che è rimasto nella storia. Ma che è sempre così, se tu cerchi la viralità e vuoi fare qualcosa che ti mette là, ti impegno, dici ma voglio fare YouTube, era già fa per dice. Non ti viene bene. Perché è capace che bene una persona venga ti pica, non sa ci fa niente, magari all'epoca non sapevi fare niente, vai là, metti due parole, fai un doppiaggio, una cosa fatta così, diventi virale, non sai Sì, perché. Ma come sì. oggi, Sì, cioè la come gente no. coppa TikTok, cioè perché diventi virale? È capace, esci, fai un tutto al momento giusto, bam, 3 esplode. milioni di visualizzazioni. Sì. Poi magari, vedi, ci sono quelle persone che ci lavorano, vedi tipo ragazzi che disegnano, fanno quei disegni fantastici, E nessuno 5 visualizzazioni, Sì, sì. 4, cioè, Che è assurdo, è assurdo. No, non te la spieghi questa cosa, non te la spieghi. Quindi a volte quando mi scrivevano, come un anno consigli, volessi fare questo, volessi fare quello, che già fa? Sei spontaneo? Va buona Fa come te viene, fallo come te viene, che se ci pensi e ti ci metti d'impegno, fai niente. Non ti viene bene, ma anche nella vita probabilmente come consiglio, io ho avuto un filosofo. No, non vedi che tu più fai cosa tu sai, più fai pratiche, Vero, più meno te fai- ne frega e meglio più sì, risultati hai. più pensi, dice io mo scendo, cioè in appuntamento, scendo prima, dice mo ma vega un navigatore, Google Maps, questo che là, infatti sta mia moglie per esempio, no? Cioè io sono ansioso di mio, io per esempio eravamo in casa, ho venuto prima, cioè lei, Confermo. come è fatta mia moglie è capace che scende 10 minuti prima, e dico, ma tu dove traffico, ma che fai? No, scende, tangenziale libera, scende, Fatta. qualche fatta. Quindi io predico bene e poi alla fine
faccio diversamente, sicuramente. Per questo dico, però più fai le cose spontanee, semplici, più deve essere buono. Guarda, È così, fortunatamente. Però Tu vedi, sei spontaneo. io zero proprio. Perfetto, Io sono bene. un people pleaser. Sì, no. Può essere col no, tempo sì, inizi a no. dirlo anche tu. Boh, non lo so. Non lo sai. Ora devo mettere le mani Lo avanti. scopriremo però. Lo scopriremo. Scopriamo prima No, che vedi? significa. Prima Ah? ci capiamo. People pleaser, Riccardo, definizione. No, siamo in due. Tu vuoi fare Ma osa giustigiate, accende, ma vuoi- giustigiate, ci ho fatto tipo No, quelle sono le risate di cortesia che abbiamo fatto entrambi. Va bene, grazie per le risate di cortesia. Però vedi, Prego, è acuto, testa. è acuto. È acuto. no. E poi Arrivederci, grazie, questa finisce domanda qui. già te l'avranno fatta un sacco di persone. Ma acuto? Perché Dove- acuto? perché acuto? No, acuto è un nomignolo che mi porta da bambino dalle scuole elementari. Perché ti chiamavano così? E quando mia mamma veniva ai colloqui, tipo colloqui con i professori, sai, incontro studenti, genitori e... no, studenti, professori, genitori, quasi. No, niente, puntualmente usciva fuori questa cosa, suo figlio è un bambino molto acuto, suo figlio è un bambino molto acuto, di scuola superiore, di scuola media, di scuola superiore, di scuola elementare, è sempre... C'è sempre stata questa cosa. Poi quando col tempo, diciamo, sai, mi sono appassionato un po' ai graffiti, a street art, bello. cose qua, ma poi facevo niente, cioè mi piaceva disegnare, ma poi facevo schifo. Però è rimasto, perché poi ho detto, ah bello, mi firmo acuto. Sai, No. e poi sì, facevo qualche bozzetto, qualcosa, poi facevo schifo proprio a disegnare, niente di che. E che disegnavi solitamente? No, mi ispiravo chiaramente ai classici poi miti dell'epoca, quindi cioè di chi era bravo, di chi poi ancora oggi viene ricordato per la street art, sa, Caffo, Polo, cioè tutti i zemi dell'epoca. Chiaramente ti ispiravi, volevi essere come loro, Ci disegnavo, provo. mi piaceva, sì, disegnare, il modo in cui intrecciavano le lettere, ma come sto parlando bene? Cioè mi piaceva proprio questa cosa. Bello. Però niente, poi sono periodi, Certo. poi vedi che hanno cosa tu dici, bello, mamma ma. Cambiamo. Però poi la passione per la musica, l'hip hop, il rap, quella che è già rimasta. sei acuto, cioè già gli dicevano che era acuto. A me pensa, Che come ti definivano? le maestre dicono sempre suo figlio è intelligente ma non si applica. A me dicevano suo figlio si applica, ma purtroppo Ma non è intelligente. Cioè, ma non ci intelligente. arriva. Sei rimasto uguale, guarda, incredibile. Sì, ma quello è lo sviluppo, è così. Bravo testa, bravo testa. Però bello, sei interessato del rap, queste... Sì, la passione quella per la musica poi è rimasta Lo col street. tempo, sì, quella sì. E Urbano, poi questo. un omigno acuto mi piaceva, vedi che cazzo. E quando cominci a fare i video, comprai il dominio, è l'unico disponibile, perché acuto.it chiaramente era penso quello del comune A di pagamento. Acuto in provincia di Frosinone. No, era già occupato, acuto.com, l'unico libro era acuto.org. .org. E sì, abbiamo ci proviamo. Che poi suona bene, perché Suona al benissimo, tempo... perché pensa a acuto.it, No, ma- acuto.com, acuto.org è proprio musicale. Che sì, no, ma poi dà l'impressione anche di un sito porno, sai? Dicono, ah, Sì. ma ci tengo un po' avuto.org. Chissà che c'esce qua dentro. Chissà, Tipo mai avuto un lupo porno. Dai, e poi schifo con loro. No, io sono sempre stato timidi. Cioè, io per questo per gli anni non ci ho mai fatto vedere. Che a me faceva pariare la voce, da pariare, da fare di. Invece che cazzo non ci fate fare? Cioè, non ha senso, perché E poi invece come ti, cioè tipo Alici come ti trovo? Perché poi tu eri sparito. No, da- Alici mi da un mandò sacco di mandavano tempo. un'email tramite Instagram. No, mi mandavano un'email, che poi sul sito c'è ancora l'email. E ogni tanto gli dici, boh, non era ni caga. Cioè. E quando mi scrisse, ho detto, ciao, siamo quelli di Alici, ti andrebbe di fare un'intervista. Ma io contentissimo. Dice, tu, ah sì, Certo. secondo me è arrivato il momento, magari va a cima sta cosa. Parlandone a casa. La mia compagna, sua figlia, e comunque dice, ah Mina, dove te ne fuori? Sono passate tanti anni, fatti vedere. Dice, ma mi metti spugno dopo tanti anni, che senso ha? Tanta gente ormai, voglio dire, mi pariate, è stato un Sì. bel periodo, ricominciare a fare video, farsi vedere non ha senso, la gente magari non si ricorda mai anche di sì. Invece no, è stato divertente. Invece tutti si ricordano È acuto. stato simpatico, sì, perché poi ho avuto un riscontro fantastico, cioè l'affetto della gente che ti scrive, ah ma ti ricordi sono cresciuto, e poi ho scoperto che un sacco di ragazzi che all'epoca quando erano piccoli guardavano i miei video, mo chi fu cantante, chi tiene un pub, cioè chi sa avuto l'attività, solo in Sei stato anche di ispirazione per gli altri. Per gli altri. sei stato di Bravo, ispirazione. chi fu cantante, chi tiene un L'importante è gruppo. ispirare, poi non... Ma poi gente anche di un certo livello, cioè ragazzi, io sono cresciuto con te, pensi che faccio il medico. Ma mi fa piacere, io ripetivo, io buscavo mia mamma per sentire i video tuoi, ci va troppo bene, però vedi, non sono cresciuti male poi alla fine.
Cioè, hanno No, sempre ma preso è soddisfazioni queste. È bello. Ma Acuto ha preso tutti praticamente. Cioè, mo, senza girarci attorno. Tu avevi come unica concorrenza, se non ricordo male, Siani con Gigi Grobo forse. No, quella ma non ero con perché cioè io mi divertivo. anche tu ti perché- diverti, cioè tu facendolo passivamente. Sì, Bellissima no, sta cosa. Ma io lo dico sempre, cioè, in tutte le varie occasioni che ci sono state non mi ha mandato niente, cioè non ho fatto nulla di nuovo, cioè anch'io a mia volta mi sono ispirato perché già c'erano online cose, parodie, quindi spesso Sì. molti dicono "Ah no, tu hai fatto", no, io non ci ho mandato niente. Cioè io come altri ho preso ispirazione e Poi questa hai avuto cosa- più successo rispetto. Ma forse è sempre ritornando al discorso di prima, tu Perché hai... non te ne perché importava. non te ne importa, poi magari lo fai molto, vedi, in maniera molto grezza, anche perché uno magari può pensare, vabbè, ma tu mi video dici un sacco di parole, invece no, per chi poi magari capisce e apprezza, dicevo, però chi se c'è un lavoro dietro, cioè, perché non è che mi metto là col copione, mi metto, qua faccio dicere questo, qua faccio dicere quello, chi su faccio qua, no, cioè, vedendo quella scena, tipo io sto al cinema, esce un film, un cabaret, io già penso che poi magari in quel momento, se mi viene una cosa divertente di qua, la vorrei Bellissimo. fare questa cosa, ma non è che io mi metto con la scena, infatti quando uno ti dice wow, come fa doppiaggi sta scena, non ha senso, cioè che ce la fa, non lo so. Ti prego, fammi questa scena. Parlo di anni fa, quando, cioè anche oggi quando mi scrivono tu che se potessi fare stu doppiaggi sta scena in stu film, ma non ha senso. Non trovi il Te lo senso. devi sentire da dentro. Sì, ma anche perché è una cosa molto semplice. È bello, vedi, perché ti diverti quando successe il fatto di Will Smith agli Sì. Oscar. Cioè, io feci quel video. Cioè, anche in quel caso mi faccio quel video proprio così, spontaneamente, proprio senza niente. Poi Senza io vedo il pensarci. video, cioè, non so quanta milioni di gente ha raggiunto. Cioè, senza Sarà volere- arrivato anche a Will Smith, ma non lo so, ma probabilmente. guarda, io feci quel Immagini. video. Anche perché negli ultimi video che ho pubblicato su Instagram, Facebook, io li facevo con un programma, con un'applicazione da Android alla fine. Cioè, manco con computer, manco con microfono. Cioè, tipo aspettavo mia moglie in macchina che doveva fare un servizio. Cioè, Cioè, ci mette tempo, io faccio bravo, un momento, un qualcosa. attimo, bravo, ma molto. E proprio quello di Will Smith fu fatto totalmente proprio inutile. Ma cazzo, così se si può dire. Sì, ormai è detto. Milioni di visualizzazioni, Bellissimo. bellissimo. E poi la cosa bella è quella che dici, ok, ma tutte queste visualizzazioni che poi dice la gente, tu fai tutti questi numeri, ma quindi... Non monetizzi. Bah, a me me ne fotto, è quello il senso, capito? Non mi interessa. Non ti sei mai posto la domanda se l'avessi fatto in questa nuova epoca social? Non con queste cose, perché Ah. uno può fare poi chiaramente col materiale che prendi la scena del film e magari ci monetizzi sopra, o meglio, dovresti trovare il modo di creare qualcosa totalmente diverso. Perché se prendi la scena del film e dici che fai, monetizzi sulla scena del film, che non è roba tua, e ti fanno male chiaramente. Quindi per questo dicevo, non sono in grado di creare un qualcosa, le cose che mi hanno proposto da GIT, fa pubblicità, piglia scene di Griffin, facciamo pubblicità, tu negozi di bombonite, cioè facciamo i soldi, cioè fare soldi in quel senso. Ho capito. E va bene, però sai sempre fatte la nostra cioè, se tu mi dici facciamo E tra l'altro sempre hai fatto tutto da solo. sì, ancora Cioè tu oggi ti definisci proprio il lupo solitario. Sì, più solitario che il lupo, però no, vedi, in realtà Lupetto. Lupetta, gente, un lupetto senza pelo. Ma ci sta, ci sta. No, ma infatti la gente ancora oggi, qualcuno che non sa, quando mi scrive complimenti ragazzi, siete fantastici, gli dico ok, grazie, ti voglio bene. Ringrazio anche gli altri. Sì, no, perché poi stasera all'inizio lo scrivevo Ringraziamo tutto il team. all'inizio lo scrivevo, dicevo guarda ma sono solo, chi le poi pensavo, dice, ma chi se ne fout? È uno, un gruppo, ma poi qualcuno dopo dici, diceva ok, pensavate che era un gruppo, finisce là. Però nell'immaginario, io personalmente ho sempre immaginato solo. Solo, sì. Da solo a fare le Mi cose. fa piacere. Sì, Ma no. lui già perché- sapeva tutto come eri fatto, quello che eri ma infatti, c'era Capi lui, un podcast. ma io sono cresciuto con quei video, cioè ancora ti ripeto, non li ripetiamo. Questa è una frase che ripetiamo sempre a tavola mentre mangio con mio padre. Ci sta gente che si fa tatuaggi particolari e noi facciamo. C'è gente che non ci vede dalla nascita. Tatuaggia a chi le per la pasta, pure mia. Qual è stato il video che ti è piaciuto di più doppiare? O che se tipo dici una persona che non conosce Acuto dici guarda questo. No, ultimamente guarda, io mi sono divertito con la signora in giallo. Con la signora in La giallo, signora in giallo. Cioè là mi sono proprio divertito perché poi col tempo, in qualche modo, non dico che diventi più pratico, diciamo più pratico, quindi tagliare, capire quando sincronizzare bene l'audio, là mi ha divertito assai.
perché poi cioè, sono venute fuori delle cose proprio spontanee lì al momento. Io mi scaricavo la puntata illegalmente, se si può dire, ragazzi. È chiaro. Ma tagliava, vedeva scena e la doppiavo subito. Non è che mi studiavo, come sempre è stato. Ti veniva tra l'altro. proprio di getto. Sì, cioè ci sono delle cose che là ci dico da solo. Ancora oggi, cioè, o meglio, nelle ultime scemità che ho pubblicato, cioè io mi mettevo là, devo soli come un pazzo. Cioè una cosa facevo pure 20-30 volte. Infatti a casa hanno sempre pensato che tenessi problemi, che tengo i problemi. Che io parlo solo lì, cioè i belli pure mi si devono ridere in da stanza. Ma che cosa ti da fare? Cioè, no, niente, sto facendo una cosa. Ci pensavo, il cannavacciuolo pure la Cannavacciuolo hai scapocchiato, lo faccio di quanti botto la gitta. Cioè, non ne ragazzi ingardato, perché mi veniva a ridere. Perché facevo, ma tu immagini Antonino Cannavacciuolo completamente vicino a chi Masterchef? Ma voglio. Cioè, è bellissimo, quella l'ho fatta tantissime volte. Ma è bello quando tu ridi delle cose Delle che tue crei tu, cose, è bellissimo. Sì. Guarda, poi stiamo vedendo anche dei fotogrammi del sito. Una grafica altissimo livello, ragazzi. Una grafica... Bene, guarda, è Contro i gattilli. Chissà l'ha già lasciato, questa è l'unica cosa che ho lasciato. Online è dal 2005. Wow, sì, 2005 quanti anni avevo io? 8 anni. Mamma mia, 15 nel 2005, poi dici, capito 40 anni. Mo sono passati quasi 20 anni. Che ha passucciato in due podcast. Ma noi abbiamo preparato un giochino per te per metterti alla prova su quanto ricordi i personaggi che hai doppiato. Questo è grave. A me a volte mi scrivono frasi di film che dico, ma chi se l'ha scritto? Poi dici, ma come non ti ricordi? Questa è una frase Questa che è tua. È complicato. Vediamo. Noi diciamo, per non rendertele troppo facili, alcune sono palesi, altre un po' meno, le abbiamo un po' modificate, le abbiamo un po' camuffate. Vediamo un po', andiamo con la prima. Voi giocate isocarletto, ucinesco caschetto. Questo è difficile, l'abbiamo nominato prima. Facci fette e peppino di capito. Buono. Guarda, letto di Bellissimo. Anche Twilight aveva la tua emozione. Twilight, mo che mi ci fai pensare con Twilight è stato uno dei più virali, tra l'altro. Sì, quando sta Edward che si sta tirando, che si sta sniffando la loffa di Bella e Bella. Bellissimo È fantastico, momento è fantastico. che rimane nella nostra vita quotidiana, tant'è vero che prima in ascensore Riccardo ha sniffato. Andiamo avanti. La tua? Ma vedi che già sentito. Andiamo con la seconda, questa è più Io ti difficile. denuncio tanto, quindi. Quando erano piccini c'ha buffami di mazzata a bascio di uno, no? Come sto pesciolone qua. Chi sei? Apollo. Abbiamo reso un po' più acuto perché che qua pure immagini. Ti vedi, perché poi non me la ricordo che io sto perdendo anche. stiamo facendo ricordare alcuni. Guarda, ci cominciate a finire nei capelli e non ne va barba, molto contrario. Cioè, non tenga barba bianca e neanche i capelli. Ma bellissimo. Quanti video conti in questo momento? Cioè, o hai perso il conto? Bella No, questa. non lo so. Ma guarda, questa è una cosa che io dietro ai numeri, a parte sono un po' ignorante. Ci sei di mai matematica, andato? Ma non ci sono mai andato, ma perché non mi interessa. Cioè, che un video fa 10 like, mo se porto su faccio, ma quanti like fa? Cioè, ma quanti follower? Cioè, ce ne fu, mi interessa. Lo faccio. Stanno dirlo che mettono mi piace. Sono contento, mi fa piacere, che saccio che magari è piaciuto, magari hanno messo like per solidarietà. Però per adesso non mi interessa sto fatto, perché oggigiorno voglio assolutamente. Voi siete più Deve social essere- ormai. è solo numeri. Fa male alla testa guardare like. Infatti io sto malissimo, tant'è vero che Riccardo non mette mai like e dico Riccardo, Mettono là. Io sono Ci vuole i pochissimo bonniccioni. social, quindi lui ogni volta ho messo questa foto, ho messo questa. Io non Poi mi io scatto là. non uso i social, mi esce sempre lui per primo. È l'algoritmo. io E e la l'algoritmo, futura perché moglie. noi in tutti i podcast, se facciamo lui fa la foto, mi tagga, io poi non uso, cioè esce lui e poi la mia compagna questo, ma io non gli ho mai messo like, io non ti conosco proprio. Filmi da dopo. Poi qua se ci tieni tanto fammela a me questa foto. esatto. E si lamenta che io non metto e non li metterò mai. Ma andiamo col terzo Vai, audio, che è meglio, questo parliamo è di facile, cose questo serie. è facile. Tweet. Questo è stato forse il primo. No, il primo è stato Lambo. Il primo è stato Rambo. Hit è venuto dopo, ma Hit Hit è la storia. Hit per me è la storia. E quello è nato proprio per il fatto di esorcizzare una paura. Cioè, perché vuol dire, chi era magari quando era piccolo non ha fatto paura Hit. Sì. E ancora oggi la gente mi scrive e mi dice, ma grazie a te non ho più paura di quel film. Io quando dico poi piaccio ormai ridere. Pensa Pensa alla alla marchetella. marchetella. Allora, quando andai al cinema che uscì il sequel, cioè la versione, no, il Ok, sequel, la il versione reboot. remake, sì, ma io stavo in sala, poi gente non mi conoscevo, madonna, ma quando io trasato, perché poi sentiva tutto quando c'era la scena, e poi ci guardi stato facendo patiare. E il giorno dopo lo scrissi sui social e tu ma perché sei in da sala, tu vai ci conoscere, cioè sì, ma ragazzi, ciao, sono io quello che Sono io quello che No, Ma tra l'altro il nostro founder, da quando ha saputo che venivi tu oggi, ha iniziato, da una settimana lo sappiamo che venivi, ha iniziato a dire corro marchetella.
Sì, quindi proprio è stato un piacere. momento bellissimo. Andiamo col quarto audio. Aspetta, non fa più. Parlano con te, ma sì. Comincia a rifare. Ci vanno i primi 50 centesimi per parcheggio. 50 centesimi a casa mia sono 1000 lire. Mamma con 1000 lire a casa con 1000 lire. Abbiamo reso anche questo più acuto. ma Infatti, era guarda, Rambo. noi l'abbiamo fatto, l'ho sentito all'inizio e ho detto, ma che abbiamo messo qua? E invece poi dopo era... No, Era Rambo e la crisi Era Rambo. dell'euro. Sì. attualissimo, cioè Attualissimo, all'epoca oggi ancora di attualissimo. più, oggi l'inflazione Dopo 20 proprio- anni siamo rimasti Dopo 20 uguali. È anni. uguale, ma anche lì, vedi, in quel caso, come oggi, se tu vuoi fare, vedi, parlando di viralità, se tu fai un video sull'argomento del giorno, fai quando successe il casino di Chiara Ferragni, Sì. qualsiasi argomento del giorno succede, Il trend. tu vai là, fai un video, tutto quanto, boom, milioni di visualizzazioni. A quell'epoca, all'euro, senza saperlo, io feci un video in cui si parlava di un fatto attuale e tutto quanto, dove, cioè la gente Bellissimo. si rispecchiava in questa situazione, cioè la gente chiaramente se li passava sul telefono, ti visto a chi sto l'euro, mia mamma venne a casa, sì, ma hai fatto tu sto video, e si fa la voce a tu, non so dove sentite il tuo video, ma come veramente, io poi mi stupivo, ma come sti scimità che Stanno faccio? girando male. Cioè, ma stiamo infattando a tutto quanto. Ed era così, ed era così, simpatica. è la come vera cosa. viralità, vedi, come un virus che prende D'altronde da quella viralità. Ma tra l'altro, non so se avete notato che dice ci vogliono i primi 50 centesimi per il parcheggio. Ma oggi Sì. in quale parcheggio si paga solo 50 Tipo centesimi? una ruota metti, o 50 centesimi. 50 centesimi. Solo Manco per car- entrare, parti il giro, vedere se c'è posto e ma manco esci. cartello, pigli. Ci metto un euro, 2 euro, 50 centesimi. non Tutte me le lo due a accettare. facile. Infatti capire, Rambo già aveva capito tutto all'euro. Già a quei tempi. Andiamo con il quinto. Caspita se sono cambiati. Cioè praticamente dopo Tarantello e l'euro che succederebbe. Aspetta, questo Questa è sempre un risentiamolo anno- perché dalle parole puoi capire chi è. Caspita se sono cambiati. Cioè praticamente dopo Tarantello e l'euro che succederebbe. No, questo è sempre un tambo. Mamma Esatto. dico. Questo è un Rambo che tra l'altro questo c'ha un montaggio extra perché alla fine la scena di Rambo è lui sulla motocicletta. Quando sto mi riccio, Esatto. vedi, Esatto, stanno un sacco di esatto. cose che io non ricordo. Rambo veramente. sempre molto attento all'economia. tra Rambo è l'altro, vero, vedi, sì, è sì, molto sì, sì. attento Rambo è l'euro. Perché a roppa Tarantella è l'euro, Hai capito? capito? Ma in ogni litigio, ancora oggi, c'è qualsiasi cosa. Cioè, io vedo che sulle chat WhatsApp molti mi dicono: no, io quando succede a Tarantello, noi puntualmente diciamo Rambo, dico ormai un po'. sempre. Ed è bellissimo perché sapere di essere diventato in qualche modo, vedi, una frase da usare in un momento divertente di rarità o per sciogliere la tensione, che cazzo. È Vai, bellissimo. poi sei rimasto. Tu veramente hai segnato più di una generazione. c'è Io ripeto, lo slang di oggi nostro è acuto. è acuto. Sì. Vabbè, non. Tra l'altro, ora sentiamo il sesto audio e ti Vai. devo fare una domanda che mi chiedo da una vita. Vai. col sesto audio. Vai. Uè, che sono sti fotenzia? Aitano. Aitano. Sto spedenzio, lì. Bambini, è Dal arrivato film Aitano. La bambola assassina 1, Chucky. 2 E- o la bambola assassina incontra Acuto? No, questa non mi ricordo, era Chucky, non mi ricordo. No, vabbè, questa è la bambola assassina 1. È uno. Ah, no, 1-2, non ricordo. Tra l'altro col montaggio di All You Need Is Love finale. Mamma mia, guarda, sto video pure ha fatto un sacco di Tarantello. Bellissimo. No, nel senso perché c'era la scena in cui c'è il bambino, io facevo dire al bambino, Aitano sono innamorato di te. E beh, poi ci sono cose che non posso dire, sennò Il faccio politically smontate correct cose. all'epoca non c'era. bravo, tu In questo momento per te Possiamo sarebbe dire notte diciamo, fonda. per citare diceva Aitano, a scuola mi dicono che sono femminello. Una cosa del genere, cioè, ma è una cosa totalmente, sai, era Però all'epoca ironia, nessuno si lamentò, sbaglio. No, Vabbè, all'epoca- non c'era questo controllo no, politically correct esatto, che cioè, c'è. farlo oggi, pubblicare una cosa del genere, ma ti ripeto, senza alcuna offesa poi, Cioè, cioè, sì, non sì, era sì, una no, cosa no. tesa ad offendere, cioè anche nel video col gladiatore, con Russell Crowe, una mezza parodia dove l'imperatore è gay, cosa, ma cioè, è una cosa detta per scherzare, cioè, poi lascia stare che chi non so, si sente offeso, non lo so, fatto sta che oggi chiaramente qualsiasi cosa dici su vita meglio meglio. Assolutamente. Poi dice niente, No, come tu nulla, muovi. nulla. Cioè, è tipo sai quando uno che tra in un museo va tu vai in di laser che si mette a Sì, così, sì, sai sì, come sì. ti la muovere per non parlare. Dici, ma si dice questa cosa, non è che Assolutamente. offende. Infatti Riccardo pieni di querele. Tutto il nome tuo, tra l'altro, ci hai fatto È caso. strana sta cosa, però. No, Cioè, vabbè. per il podcast gli occasionali, ma a Vincenzo Testa. Occasionalmente Riccardo. Occasionalmente. Ma la mia domanda era solo su tra questo l'altro, la video, la curiosità. bambola assassina. C'è una frase che io da quando ero piccolo non ho capito.
Che significa alluggiare il pesce? L'ho cercato ovunque, non ho mai trovato una risposta. Sulla Treccani non l'hai trovata Da alluggiare. nessuna No, parte. e infatti la signora nel video lo dice. Che cosa significa Io allungare proprio il mi pesce? identifico con la signora. No, ma io la maggior parte nei video utilizzo termini o sentiti, cose dette, non lo so, cioè tipo ultimamente è una cosa un po' volgare, non so ragazzi se la posso dire. No, vai, dici C'è un tutto. video, feci un video su una cosa ironica su Putin, dove diceva una frase che avevo sentito da mio zio. E chi si dice? Praticamente dice tu sei fatta, t'hanno battezzata con l'acqua dello stock e t'hanno fatta capisciazza. Cioè è una frase che per me è poesia, t'hanno fatto cioè pare proprio una cosa, e la misi in un video. Quindi questa cosa alluggiare il pesce, pure all'epoca mi ricordo che quando per esempio c'era un qualcosa in cui tu dovevi mandare a quel paese una persona ma vado a alluggiare un pesce, cioè capì? E sono tutte cose che poi non sono cose inventate da me, qualcuna forse sì. Anche il fatto nei tuoi occhi vedo il mare, nel mare non è una cosa che ho inventato io, cioè è una cosa che Usavate tra amici. no, erano frasi che trovavi scritte tipo sul sui muretto, muri. Mergellini, cose simpatiche così. Molte, ripeto, qualcuna sì, molte cose le ho inventate io, nel senso che nasce tutta da scemità mia, però molte frasi ammetto Sì. non sono mie, perché non... Abbiamo ancora... Andiamo col settimo. Col settimo. Questa è un po' più inerente a Calcio Napoli 24. Vediamo. Questa non la so, vedi. Io oggi sono tutto budella di fuori, ma già pure affacciato, ma non hai capito che mi vinciuto. chi sei Pirlo? Questo è Pirlo. Esatto. È bellissimo. Nell'intervista. Cioè, vedi, mi state facendo ricordare, mo non è niente preparato, però effettivamente io molte cose non le ricordo e sentendo queste cose poi mi rendo conto di tutto quello che c'era dietro e mi diverto. Perché penso che anche in questo caso, quando faceva voci camodanesi, Da queste sono uscite delle perle incredibili. Gattuso. Io da Madonna, perché Gattuso me lo immagino proprio così. Sì. Ed è bellissimo. Poi c'era è anche divertentissimo. Buffon. Tu pari in palla nel senso che Pari in pallone. È bellissimo. Cosa di mondiali. Bellissimo. E infatti un sacco di volte, poi rimanendo in tema calcistico, che io tra l'altro ripeto un Grande esperto, tu ci hai detto. capisci niente. Ma tantissime volte vuoi fare un video, qualche cosa è uscita fuori, ma piccole cose sul Napoli, ma proprio scemità. Un fu doppiaggio dell'allenatore, lo fa all'epoca, un fu doppiaggio Spalletti, cioè no, aiuto. Perché a parte il fatto che se mi metto alla reparo non viene buono, ancora di più se faccio una cosa di cui non capisco niente, viene fuori una cosa a parte, ma buffoni parola la gente, c'ha avuto. ma che stai dicendo? Bravo, quindi te Chiaro. evitiamo, lasciamo stare. Chiaro, Argomenti di chiaro. questo tipo. Però un vabbè. acuto che fa De Laurentiis a me piacerebbe. in Ma sai generale. quanti voto me l'hanno scritto? Ma tantissime volte. Però Secondo se- me uscirebbe qualcosa di davvero se io molto conoscessi di bello. più le dinamiche, Calcistiche. calciomercato e cose varie, Perché più magari era potresti Vincenzo divertire. che Vincenzo il nostro E quello è il fatto, massimo esatto, esperto. Se tu mi racconti e dici facciamo sto video, Oh, non ci sai accappotiamo mani e piedi entrambi. a te da licenzia, caccia Esatto, a me, ma esatto. a piccione però. Bellissima comunque quell'intervista perché i calciatori erano Sì. tutti ubriachi. Perché Sì, era sì. subito Posto dopo aver vinto, quindi era... Era Ma bellissimo. totalmente improvvisato anche quello. Infatti mi ricordo, dice tu quando lo vidi quel video lo andai a cercare ovunque, non trovato. Perché non mi ricordo lo pubblicò la Rai se non sbaglio. Sì, la Rai. Riuscì a trovarlo, non so se YouTube o altro, dovevo scaricare E da lì è nata la magia. Poi ma buffona, facci buffona in quell'intervista. Sì. Sì, ho capito che l'ho intendo, che io parlo tanti palloni, ma Il bello è che non ha fatto non ha studiato per fare il doppiatore, ma le intenzioni dietro la voce erano proprio quelle della faccia. Ma non so se sono io che ormai li ho. Cioè, per me Buffon ha quella voce. Ormai Ma a me piacerebbe fare il doppiatore, nel senso negli anni ci ho provato, però il fatto è che la prima cosa, tutti hanno sempre detto, la prima cosa devi lasciare, cioè te ne hai tipo a Roma, a Milano, che sono sì. poi devi studiare un sacco Chiaro, e fin chiaro. qui ci sta anche perché lo studio alla base chiaramente. Un corso di dizione, un'iniziativa di stare di moscia che Che caratteristica tra l'altro, perché poi Non c'è acuto. poi senza- comunque è un mondo abbastanza difficile quello dei Sì, doppiatori, molto, leggendo dicono che sono tutte delle caste che si inconoscono tra. Allora, visto che anche in quel caso mi hanno sempre cercato soldi, strano. no, se tu fai un corso 3.000 euro, noi ti rilasciamo un attestato che proprio che serve questo attestato? Cioè, sì, ma quindi no, tu cominci a fare questo, cominci a fare quello. A base è tutta a livello economico. Quindi non avendo santi in paradiso, io lasciamo stare, non fai niente, cose doppiatori, me la tengo così per. ci stai, però è andata bene comunque perché Ammazza, probabilmente tu sei ricordato più di molti doppiatori.
Ma in Campania, magari a Napoli, comunque nel mio piccolo, sì, dai. Ma è quella la cosa bella, essere. Pare una cosa tragica, però essere ricordati per un qualcosa di divertente. Sì. Vedi, poi magari a distanza di anni, come ora, dici, ma tu capisci di Kudamiti delle frasi? È simpatica come cosa, è divertente, quindi per il resto non è diventato lavoro. Infatti, cioè, c'è un frutto proprio. È bellissimo. No, è così stata come- una cosa innovativa. Molte cose innovative al giorno d'oggi nascono e muoiono. Tu sei stato innovativo e sembra anche un po' paradossale, sei riuscito a resistere al passare degli anni. Questa è una cosa, non ci avevo mai pensato, di carità. È simpatica, bravo, perché magari dici col tempo c'è ancora chi si ricorda di te, quindi è che cacchio questa cosa mi fa molto. Comunque molto. ha detto che non si intende di calcio, ma Dai. sempre rimanendo in questo ambito, spoilerone, abbiamo l'audio che numero è che sei? 8. Romano, ottavo. Francesco L'hai Comunale. messo Perché numeri romani, romani. sì, volevo fare la persona Che classe testa? come si dice? Colta, persona Non lo colta. dire. Sentiamo l'audio 8. O prima dosso, secondo, terzo e quarto. Cavolo. Ce l'ho. Questo Questo comunque era gol. Era valido. Poi tagliamo perché Oh, dice Era valido, lo chef inglese Gordon Ramsay. Bravo. Gordon E qua ancora qualcosina, cioè seguivo, quindi qualcosa per mezzo ci buttavo. abbiamo Infatti, lo stesso periodo, il periodo dei tre tenori, quella anche là. in Twilight pure ci misi qualcosa del Napoli che tipo che stanno i bambini in coppa di pane che stanno guardando la partita. Eppure dice aspetta chi è non me la ricordo, vabbè, poi casomai vedremo. Però se Vedremo. ricordano poi immagino che mi sono divertito. Hell's Kitchen è bellissimo, che c'era Bellissimo. Ushi. Usci, che andiamo a mangiare. Guarda, che cazzo. Tutte cose spontanee, Bellissimo. mai niente di preparato. ti giuro, Bellissimo. guarda, La risata di Ushi che era perfetta. Bellissimo, è bellissimo. Cioè oggi magari qualcuno si sarebbe offeso, all'epoca era perfetto. Anche oggi, ma infatti sai quando Vorresti fare qualcosa sì, più però ti black fastidio, humor, ti sì. fastidio. È più limitante oggi. No, ma ti fastidio, ma anche perché di base sì è vero, tu dici ma come proprio tu dici che non sai stare con i social. Io fondamentalmente so stare sui social ma a modo mio. Cioè rispondo quando la gente mi scrive in privato, mi fa piacere, però molte cose soprattutto avete a che fare con gli haters, come si chiamano gli haters? Come si vabbè, chiamano? figurati. Sì, No, vabbè, mi ci tuttora, fa fastidio a che fare. Tra l'altro non sei molto social, cioè No, posti no. ogni tanto, però non No, ma tu costantemente. oggigiorno, cioè se vuoi stare sui social e fare la mattina siete video, ciao ragazzi sto andando in bagno, ciao ragazzi adesso al supermercato, ciao ragazzi guardate sono nel traffico, ciao ragazzi, che devo dire, per un periodo probabilmente, sembra perché va a periodo, qualche scimità l'ha già fatta, facevo qualche video in prima persona, è sempre un esperimento, è un esperimento che Poco poco. A un certo punto no, è perché poi ci fa sì, perché poi vedi Sì. che la cosa evolve, Ti la capisco gente... molto da questo punto di vista io. è vero, Riccardo. Io no, perché io faccio ciao ragazzi, sono nel traffico, ciao ragazzi. No, sono io qui, lo sai, non cioè- ho mai fatto, come si chiama, autovideo, che so queste cose. Selfie, va bene, Ma il selfie. selfie è una Anche foto, video, selfie, anche video, così sì. lo chiami così. Un Ma- vlog della tua un giornata. vlog, non ho mai Però fatto vedi, un vlog. Cioè comunque se lo sai fare è bello, cioè Sì, vedi, certo. io seguo un sacco Sì, di videoblogger, di ragazzi, soprattutto quelli che viaggiano, è bellissimo, cioè se sai fare, racconti qualcosa e lo sai fare bene, cioè, e poi soprattutto è un lavoro, va benissimo, è Ma fantastico. lo devi saper fare. Cioè, una cosa sbagli, del Altri genere. geni non fa. Esatto, bravo, soprattutto, cioè si mangia bravo. metterti a fare un... non è cosa mia, Sì. perché poi magari soprattutto perché quando fai una cosa e cominci a farne un'altra, là parte tutto il pubblico che fa ma come, ma chi se ne facevi i video, ma che te mo fai i video comici, ma che te mo fu stand Ti up, preferivo prima. bravo, mamma mia, cioè lì poi si abbuffa tutta quella cosa che non si può Poi dire. il vecchio è impossibile da battere, perché quando una cosa la ricordi anche meglio di come l'hai vissuta. Sì, Quindi è impossibile sì, eguagliarla. sì. Però ti ripeto, per questo non ho mai voluto approcciarmi ad un mondo diverso. È capitato qualche volta che ho fatto tipo qualche video scemo con qualche amico che era al ristorante, qualcuno che ti ha rubato, vai là, fu video divertente. Ma non è che cioè, vai là perché poi già mangiare senza niente, che lì cose. Cioè, io non faccio il food blogger. Però se faccio un video e lo faccio in quel momento, faccio che è divertente, per me mi ti fa piace, variare. esatto. Quello Poi chi deve fa? essere, quello E deve là essere. puntualmente scatta gente, mangiate senza beh, niente, ma che quello è vedi, ma normale, perché? quello è- Cioè, ma tu capivo, Ulis dice, se uno Ulis fa la marchetta, se uno a parte io dicessi non fottesse proprio, perché voglio i soldi sul soldo, non è che uno fa i soldi. sì, assolutamente. Però se lo sai fare o fai, e se li fa si mangia mettere, perché poi un sacco ti scrivevano, ma magari solo per sfruttare quella cosa, acuta popolarità tra virgolette, sembra quel minimo di seguito che c'è stato.
volevano sfruttare quella cosa, facciamo questo, facciamo quello. L'altro poi scompare tutto quanto. Sempre un grande classico questo. Cioè, in ultimo pure in radio, tu fai vieni, organizziamo, palle di fino che io do Non hai sentito più nessuno. No, io poi non sono manco tipo che ti sto in rete e ti chiamo, perché poi, chiamami domani, messaggiami, una volta, due volte, stop. e poi, fate CC, cioè, accide, tu, no, mi fa sì, non è da me, anche perché fortunatamente, magari facendo un altro lavoro che ti permette di vivere, di fare, non ha senso stare dietro a certe cose che non hai voglia di fare. Assolutamente. Finché ti diverti va bene, perché un mammit prima, se ti diverti le cose vengono buone. Se deve diventare un lavoro e soprattutto forzato. Un obbligo no. No, anche perché è un attimo che tu oggigiorno hai visto, no, vai in un locale, fisserate, metti là con un microfono, fai un speaker, fai cose. Però quanto dura questa cosa? Poi Quanto dura? No, ma poi la gente che magari si ricordava di te dice effettivamente tu, ma che cazzo che combinato? Va bene che hai fatto una cosa di soldi, tu dici come ne fotti, ma ci mise 500 euro in da sacca per una sera, come ne fotti? Non lo sai fare. Molti diranno, se è proprio un pesce. È vero, ragazzi, è vero, è verissimo, è verissimo. Ma onesto. Ma onesto, perché poi ci sono, è vero, voglio i soldi fantastici. Vabbè, figuriamoci. Però ci sono dei momenti in cui devi scendere a compromessi e a fare cose che ti dicono di fare che tu non vuoi fare, che tu non ne sai fare. Facciamo questo video, tu devi fare, tu devi dire questa cosa, però in italiano, però non dire le parolacce, però poi ti ci fa steri, e leva mano. Brava, infatti è così, hai altri video? Andiamo col prossimo, questo è un po' più vecchio. Il 9. Ma ne manca voce amica. Occhiali rotondi anni 20, caschetto a manino d'angelo. Risentiamo. Sì. Occhiali rotondi anni 20, caschetto a manino d'angelo. Potte vedi Potte del cappello, bellissimo, Potte. Questo è stato uno dei primi, penso, perché questo nel sito era molto giù, era. Sì, è perché poi col tempo, chiaramente, pure sui film dei vecchi, io magari me lo rivedevo una sera in TV e dicevo, ma cascate con Potte. Sì, perché mi immaginavo la scena quando loro fanno quella selezione col cappello magico. Quando poi vede Piton, dice Renato Zero. Mamma mia, vede, bellissimo. Buonanimi Piton, capito? Ora ancora più difficile, andiamo col 10. Col 10. Ma quando moltiplichi? È un 40. Questo è facile. Sente anche un suono di calcio. Gli effetti speciali. Questo qua era un film che da piccolo papà mi ha sempre fatto vedere, perché è appassionato di film Bruce Lee, western, cose. E su film, quando papà lo divide, tu effettivamente chi si padrà, cioè chi Totonno sfrigiato quando fanno le inquadrature, Totonno sfrigiato, giornata occhi brillante, ma mi divertivo un sacco, guarda. Poi mi ricordo che a me una frase di questo film che mi faceva ridere un sacco era quando lui fa i passetti e si sente e 1 e 2 a compagnia. Bravo, è bellissimo. Non ho mai capito cosa significasse, mi piace schiattare. Sì, è quella cosa senza senso, perché a me le cose senza senso poi sono quelle che a volte il no sense. Bellissimo, vedi, che tu devi chiedere 1 e 2, cioè perché questa cosa? Ma se ci ripensi, ma perché la ricetta questa cosa? Non me la so spiegare. Però mi dava quell'impressione. È 1 e 2 a compagnia, cioè io non dicevo compagnia. Anche perché molte cose effettivamente con l'audio che faceva cagare. Sì, era tutto distorto. Però anche il bello lasciare all'immaginazione poi di ascoltare. Infatti c'è la scena del gladiatore quando c'è quello che sniffa e dice sta 2 di Fraval. Una volta mi scrissero, senti, a distanza di anni ti devi sciogliere un dubbio, che dici? Loro non capivano che diceva la 2 di Fraval, perché poi avendo la rete muscia non si capiva Fraval, ma che dici? Che significa Faval? Che cos'è la favola? Dove di favola? E allora che cazzo? Che poi io mi immaginavo la persona che si mette lì col dubbio ammonendo dopo anni. A dove fa? Ci ha già le serate con gli amici, capiamo cosa dice. Ci ha già domandato a chi si guarda. A me tutte queste cose fanno ridere, sono simpatiche. Cioè, poi avere a che fare a genere una cosa che poi ci sono tutti quelli che ti commentano, soprattutto quelli che ti scrivono la categoria che odio a chi le ti scrive, che magari l'algoritmo ha scelto di mostrare il video e si casa a Bergamo e scrive napolitana e puntualmente parla in italiano, cioè chi è il classico, parla in italiano e tu dici ok con il pollice ok inglese però vedi ma io d'accordo ma io le dice ma perché sotto i video che fai tu dei cinesi, dei giapponesi, tu ci dici a chi parla in italiano non ti capisco, metti sottotitoli perché per loro è dispregiativo, capiamo?
dice io non ti capisco, che stai dicendo? No, Tra l'altro non per fare il patriotta, ma il napoletano è lingua dell'UNESCO. Bravo, in cella sti quattro. Ammazza. No, Riconosciuta come lingua, non dialetto. Poi valla a capire il bergamasco, tra l'altro. Bergamasco Quando- è bravo, possibile quando parli da tu, quando parli. capire. Salutiamo gli amici di Bergamo. E andiamo con l'ultimo, l'11, che praticamente questo è un attore che non si vede più tanto, però sentiamo la battuta. A me? Che buonissimo. Ciao. No, Ho notato la zuffa sulle scale e deduco che non porto lontano. come si chiama? Vaporidis. Esatto, esatto. Però non mi ricordo il titolo del film. Come tu mi vuoi. Ah. Come tu mi vuoi, che in realtà il titolo era stato cambiato. Come Utopadagno, aspetta, come il fatto che Utopadagno Sì. è bello, una cosa Sì, è una cosa strana. Ma pure che è una cosa che è rimasta ancora oggi, vedi? Dici, ma mi piace su Utopadagno? Ragazzi, non lo so, l'avrò sentito in qualche modo. Quello bellissimo perché poi, cioè, io Nicolas Vaporidis da quanto tempo non lo vedevo, l'ho visto mo per guardare i video di Acuto, quindi recentemente. Ma poi Vaporidis della stessa pettina di Mimo, cioè, non so Sì, se- pure lui. sì, è vero, è vero. Effettivamente. Poi, tra l'altro molto, uscì con Notte prima degli esami, diventò famoso, perché alla fine io mi ricordo la prima volta Cacchio, bello quel film. bei film quelli. Il film di Muccino comunque uscì, se non vado errato. Sì, Vaporidis. può essere. Sì, uno dei primi effettivamente era quello, sì. Non vorrei fare gaffa, diciamo sono preparato su Acuto. Vabbè, ma quella che la via da- Vabbè, quando come invitiamo, Vaporidis. quando invitiamo Vaporidis al podcast ci prepareremo però- anche Ma su... lo chiamiamolo, mi chiamiamo? Sì, Ragazzi. chiamiamolo. Chiamo? Vai. Ok, quando chiudiamo. Vado a casa cena mezzo di No, vero, se non sbaglio c'ha un ristorante, quindi Ma mi chiama pure Brad e Tom, ragazzi, se volete. Brad e Tom, però Ma non che so se è Mission fuso orario. Impossible siamo arrivati al 25, 26 più o Guarda, meno. è bellissimo. Tom Non è così impossibile, cioè gli danno cose possibilissime se siamo a 25. Per lui è impossibile. Tom, Allora, Tom fa i stuntman lui da solo. Certo, prima sì, che arrivasse prima che arrivasse Ossa io, Francesco. prima che arrivassi io, sì, però ci si è fatti picchiare. No, ma Tom è esagerato. Ma si butta dal paracadute, fa le Di capriole, tutto, non porta di proprio di farsi male. Io ho rivisto Maverick tra l'altro poco fa. Ma No, io il secondo non l'ho visto. è molto bello, devo dire la verità. È difficile andare a superare il primo a distanza di tanti anni. Perché però il vecchio è sempre uscito un fatto gran bel bene. film. Maverick veramente un gran bel film, lo consiglio anche Bello, agli bello, amici. no, devo veramente. dire, non ho mai approfondito Top Gun. Ma però è strano perché comunque con Tom sei in buoni rapporti. magari abita da no, ma Mission sai Impossible, perché? no? No, non mi piace no. vedere i film in cui io poi faccio. Cioè, perché poi la gente riconosce lui. Certo. A me dà fastidio, sai, perché poi dice no, a me nessuno mi sa, poi chi le vanno a pensare Issa. Allora, No, è vero, è vero. quella cosa ma fai di- bene, fai Questa è un bene. po' la Con gelosia, Brad- capito? Tra Con Brad è attore, la stessa sì, cosa, sì, nelle sì. scene quando ha fatto Totoi che inquadra il fisico, quindi il fisico è mio, e la testa è sua. È la sua. E a me mi ha dato fastidio, questa cosa. Anche Totoi, mi sembra, l'ho visto un po', però mi dà fastidio. Che sai, quel Sì. senso di rigetto, cioè come io sono un ghigil, perché si Poi tra l'altro Troy anche abbastanza vecchio, quindi lo fai da tempo. ma Totoi. Sai No, quanto? Totoi, tu hai fatto qualcosa, mi sbagli? Sì. Troy, sì. Ha fatto quello di Pasqua. Sì, Sì, che sta sì, Is, sì, sì. come si chiama? Molti sono andati persi perché praticamente copyright, nessuno li aveva salvati e sono andati persi. No, questo di Totoi pure mi ha fatto un sacco di risate, vedi, ma mi ci fai ricordare perché stanno loro sulla nave che stanno là a invadere e praticamente stanno. Io pensate che organizzavano una pasquetta, stanno con Putraghet e fa mai buttato buttata la carne, buttata e che li fanno non hai buttato niente, cose praticamente anche Il quella. noto vaporetto di Tony Tammaro. Tony Tam, ragazzi, non l'ha chiappato Tony Tam. Tony Tammaro. Ci stiamo provando, Ci state lavorando? ci stiamo lavorando. Abbiamo avuto già Luca Sepe che ha scritto Super Sì, Santos sì, per sì, Tony Tammaro. Bello. Potrebbe Frank essere Tellini, prossimi. se vi capita. Frank Tellini, è vero, è vero. Tra l'altro ormai sto dando suggerimenti. ma assolutamente, è vero. ma Cioè, io- dopo di me, voglio dire, ma solo io- in salita. voglio dire. ma l'obiettivo sono le 100 puntate degli occasionali. Esatto, ora siamo a non lo so quanto siamo. Questa è più o la meno seconda stagione, 22. dovremmo arrivare intorno oltre le 20, quindi Sì, un va, po'. Tra l'altro, vabbè, complimenti per il clima, ragazzi, è bellissimo. Si sta benissimo. Si sta qua bene. dentro. Madonna, ma come se sta bene. Anche giù c'è un caldo Mamma incredibile. mia, siamo arrivati sì, qua. sudo in un modo, cioè, Ma ti capisco molto un bene. watermelon e sciacquo per tutte parte. C'è un moschillo che ci sta infastidendo, infatti ma non- Sì, sì, veramente è lo antipatico, special veramente. guest Vedi, della... si tu Appena hai acci- detto si sta bene Cioè, è entrato su Muschil. se tu macci un moschillo in diretto, tu che fai? gli animalisti querela. Animalista Pure querela, tu. è quello sempre Dai, io. voglio, vedi, stai. Ma che poi il moschillo, cioè, perché da chi è protetto?
Cioè, chi è che dice no? Chi è che difende i diritti del moschillo? Ci sta pure quello, non ti preoccupare che ci sta pure quello. Tu sei pubblico video che ci dà blatta, dice che ti ha fatto di male la blatta? No, perché la blatta? Cadelo vicino a blatta. A zanzara, a musca, cioè, ma perché difendete questi animali? Sì, non l'hai capito. Io posso capire, perché cosa stai cercando su quella? No, allora io volevo fare prima un'ultima domanda. Volevo chiederti, secondo te se Acuto fosse nato oggi avrebbe avuto lo stesso successo di allora? No, assolutamente tutti proprio subito lotta. No, così, no, ok, senza pensarci. No, ma perché a parte oggigiorno, come ti dicevo, per stare sui social, per avere una certa visibilità, se è quello che vuoi, cioè probabilmente oggi avessi fatto tutto quello fatto negli anni, oggi ma tenessi un canale sicuramente con 10-15 persone tra di noi proprio, e starei bene lo stesso, però non avrei avuto magari questa visibilità probabilmente, come dire, questo riscontro così alto da parte delle persone. Condivido appieno. No, oggi per stare con i social o ti va di culo perché fai un video, boom, diventi subito ed esplodi e sfrutti il momento, se è quello che vuoi fare. Così no, se avessi fatto tutto oggi, no. Hai pensato di fare un featuring con qualcuno, una collaborazione? Ma non sa che voto me l'hanno proposto, ma però parlo di persone che fanno la stessa cosa che faccio io. Sì, esattamente. Me l'hanno proposto, ma non cioè, sempre ritornando al discorso di prima, ma che sempre napoletane o sono una cosa, sì, doppiaggi napoletani, doppiaggi divertenti, ma un sacco di persone negli anni, e che facciamo un video assieme, e che facciamo, magari oggi facciamo i cantanti, che mi fa un featuring, capisci? A featuring a tutto, la gente che se ne fotte. È vero. A me la cosa divertente è che, avendo sempre fatto tutte le voci io, è che la particolarità, perché fai che la gente non è che se ne fotte, che tu fai guarda, hanno fatta a combo, stanno assieme. Ma poi non avrebbe senso, perché lì dovresti stare sempre a fare quelle cose, a studiare, a capire, no, tu fai questo pezzo, io faccio questo. Mi fa non faccio fa. Bravo, che ci fa su featuring? Bravo, non ha senso. Ti ripeto, mi sarebbe piaciuto fare altre cose divertenti. Cioè non toglie che magari può capitare, assolutamente. Ma sembra come me. Mo quanti anni hai? 22. 22? Bene. Non si vede, lo so, mi porterà gli altri. No, ragazzi, io sono dell'83 e c'ho... Quant'è l'83? 40 anni. 40? Vabbè, ci sta. 40. Quindi avevi messo un 2 extra, ti eri messo 2 anni in più. Ma io perché, ma quando che sta barba faccio schifo, ma io se ne senza barba, tu dici, no, effettivamente ragazzino. ma lei hai fatto la 18 anni. Questo è l'effetto uomo sbarbato, è sempre così. No, ma anche uomo scapellato. Lì è una bomba micidiale, lì No, perché si capisce, allora non tiene capello bianco che mi tiene, a barba non tiene. Che essere sei 1,60 m, ma tu vieni. Ci potrebbe stare, effettivamente sì. E vorrei concludere con questo giochino per conoscere Acuto nel profondo. Bello, mi piace. Ma fa come benzinai. Salutiamo gli amici benzinai. E questo è un gioco in cui io ti chiedo, preferisci questo o quello? E tra l'altro qui ci dicono anche le percentuali della gente cosa ha scelto, quindi vediamo se ti immergi bene nella massa oppure sei una mente strana pensante. Allora, preferisci Spritz Aperol o Spritz Campari? Aperol. Sei come il 68% su questa domanda. Non è una cosa brutta preferisci avere un cane o un gatto? Cane, come 72%. Perché? Assolutamente. Un gatto a me mi sembra l'impressione. Ma che il gatto è molto affatti suoi, per non dire altro. Sì, ma si vengo, se no. Ma poi a me mi dà l'impressione che è imprevedibile. Cioè, io gatto ho amici che hanno gatti, non ho mai calzato per paura, per esempio con i gatti giù. Ma che stai facendo? Bravo, un cane invece che poi è sempre il vero padrone di casa, il gatto. Un gatto da caccia proprio. Sì. Prossima domanda, qua entriamo ancora, queste erano semplici, era un po' per riscaldarci, andiamo in quelle un po' più piccanti. Avere una diarrea incontrollabile o avere un vomito incontrollabile? Che bella scelta questa. Tutti e due assieme, complicate. No, tutti e due assieme. No, meglio vomito incontrollabile. Vomite? Sì, un po' come la scena dei Griffin. Anche perché è più raro il vomito, quindi capito? No, ma poi tu vomiti. Meno imbarazzante. Tu tieni un sicchio vicino al letto, magari. Sì, andiamo anche a diarrea è complicato. È infame. Soprattutto se stai fuori casa. Ma no, mamma mia. Tu vomiti, piglio. Pure si deve in campo di là, pure un briaco. C'è altro che a benzinaio. No, brava, è bello che spieghiamo anche il perché delle scelte. Ma perché questo è importante. Comunque il vomito l'ha scelto solo il 39%, stranamente. Quindi sei strano. Mamma mia, ho fatto bere continuamente. Sì, mamma mia. Questo diciamo già sappiamo la risposta, perché
stiamo registrando e quindi lui ci ha detto delle cose. Fare sesso con chi vuoi ma non provare sentimenti, o fare sesso solo con una persona ma esserne innamorato. E qua per forza dobbiamo rispondere. No. E l'80% erano tutti quanti in diretta quando... Oh, la verità cioè... È la verità, assolutamente. Sapere quando morirai o sapere come morirai? No, come? No, io come, cioè, Sì. No, quando... Chi lo come è capace Muore in un incidente stradale in un bicchio a macchina. No, ma anche cane, bravo. ci può stare. No, ma No, come quando- effettivamente? Che cazzo domanda? Che tu immagini... Molto riflessiva questa. È molto filosofica. Ci siamo passati dalla diarrea al vomito facciamo dei Sì, salti. sì, bello questo. No, perché è bellissimo, tu immagini che usavi come? No, Molte persone, il 57% non è molto di più, vuole siamo sapere là, come. quasi 55. Alcuni quando forse che dicono così, colgo l'attimo. Però metti che... È perché devi sapere quando per cogliere l'attimo. Capito? No, Sì. no, metti come. Questa sull'igiene personale, non Vabbè. poter fare la doccia per 2 settimane ma avere vestiti puliti ogni giorno, o poterti fare la doccia ogni giorno ma indossare i stessi vestiti per 2 settimane. Ah, sicuro. Secondo? No, ma ce la faccio. Tipo No. Homer Simpson che c'ha sempre lo stesso Scusa. vestito. E andiamo con le ultime 3. Questa per gli amici animalisti a casa: mangiare un cane o mangiare un gatto? Un gatto. O gatto. Un gatto, subito. Pareggiato. Giorgio Famo prima e il 62% sceglie il gatto. Sì, cucinarmici un gatto. Questa spopolerà in Oriente. Questa Questa arriverà e ti chiameranno al Cioè, ristorante per fare la marchetta. C'è chi ci querela e chi invece ci farà trasmissione. La marchetta intere. in Cina è bellissima. Mamma mia, tu vuole le fare le marchette. Tu avevi fatto un doppiaggio a delle persone asiatiche. Sì. Era sai, forse chi il fa di call capito- center proprio, Sì, sempre dopo sì. i call center. Sì. Vedi, Allora, quindi- tu vuoi comprare le chiocchiò? Sì. Ragazzi, che poi precisiamo questa cosa. Cioè, mo tra vari lavori, tra le varie cose, cioè, il fatto che lavoro in un call center, io non sono quello che che vi chiama e va a buffare. Ah, ok, mi va a mettiamo- buffare. No. mettiamo in chiaro questa no, cosa. perché poi puntualmente la gente a me mi buffi le parole. Dice, tu sei chi che mi chiama a casa e mi buffi le parole. Io no, guarda, quelli sono colleghi che comunque fanno il loro lavoro, quando ti di cose. No, a me mi chiamano e mi dicono ma buffano i problemi. È diverso, quindi sono loro che buffano i problemi a me. Sono loro Diverso. che quando chiamano tu dici mamma mi sembra stessi. Non per fare la distinzione, ma solo perché per non essere identificato come puntualmente. Allora sei tu che mi chiama Se no gli ether già... io già Comunque resta uno sfogatoio il call center per chi Sì. chiama, per chi riceve. Sì, no, comunque soprattutto è per uno chi sfogo. chiama, sì, ma è ovvio, chiaramente il cliente che ti chiama ha bisogno di assistenza, chi non ti chiama, non è che ti chiama per farti complimentare. No, anche se vieni chiamato, ti fa sì e ti sfoghi comunque su Sì, come- con no, chi quello ti a ha chiamato, prescindere, cioè quindi- di base comunque da buffini effettivamente sì. là potrebbe essere. Allora tu sei chi le hai chiama, esattamente. sfuga. Però devo dire Lo che psicologo. su 10 telefonate diciamo che 8 su tranquille e 2 da buffini. due le Però due. hanno anche ragione, ragazzi, hanno anche ragione. Vabbè, ci sta, lo accettiamo. Tu sei così tra è quelle pensato. 8 o tra quelle 2? No, io ora che lo so lo chiamerò sempre. Dopo ti do anche il numero, così ci sentiamo. Il centralino Il proprio. centralino lo fidi di me. Andiamo alle ultime 2. Essere ucciso o uccidere? Essere ucciso, no? Essere ucciso. Ma Il non so 29% solamente. Quanti? Il 29%, tutti serial killer. Ma veramente? No, non ce la faccio. D'altronde basta che vediamo il mondo qua fuori. No. Però esatto, io sono esatto. d'accordo con te, uccidetemi. No, bravo, che c'è il cinema. Meno che non si tratta di Vincenzo Testa, e lui ci in potrei quel fare caso- un pensiero. Ma gratis o a pagamento? Gratis, Ah, ovviamente. vabbè, per passione. Per ospizio più che Come altro. dicevamo prima, Sì. quando è la passione di tutto non ti serve monetizzare. Bravo. E ultima, preferiresti avere 3 occhi o 3 braccia? Boh, pensaci, perché 3 No, 3 occhi braccia. a che ti servono 3 occhi effettivamente? No, 3 braccia, più bello. Magari ce l'hai dietro però il terzo occhio. Bravo, il terzo braccio pure magari tu. Capì? Speriamo che non appare in posti No, speriamo che non scomodi. sostituisce poi soprattutto. Sì. Più 5. No, anche se sostituisce pure comunque può avere i suoi pro. Sì, ci sono categorie su YouPorn che hanno questo. Sì. Come si chiama? Mutante, Il- categoria Io non lo mutante. so, mi In dispiace. italiano il pugnando. Oh, Mazza, come sei colpendo colto. Immaginateci, ragazzi, io non lo so. Lui non se ne fa proprio, non deve occupare lui. Ma poi Ne basta va vedere- fiero lui, ne va Basta veramente vedere fiero. i giochi che abbiamo fatto nelle puntate precedenti dove io ho detto non sono l'autore. Abbiamo giocato a Tennista o Pornostar. Sì, ok. con Peppe Iudice tra l'altro. Con Peppe abbiamo giocato a Iudice. Tennis e Pornostar. E io ho detto non sono stato io l'autore e invece ero io. E invece- comunque il 61% ha scelto il braccio perché effettivamente conviene di più. Quindi bilanciato, sei molto vicino alla massa. Qualcosa sei un po' distante, qualcosa. Sì, Ci sta. Meglio così. È proprio l'identità di acuto. ma sì. Empatia, ma non si fa
abbindolare dai soldi come gli altri youtuber. No, vabbè, ragazzi, però ripeto, non c'è niente di male. Poi con i guaglioni, con Quando fa che le cavano loro. hanno ragione, cioè, ragazzi, perché se lo sai fare va benissimo. Io non so, ci fai un problema. Non è che metti le mani avanti. Dici, dai, non io so sono io, un problema, dai, non è che sono là, sono chi, non so ce fa. E quindi va bene così, noi lo accettiamo. È come se tu dicessi, sì, non problema c'è la macchina, non ho chiaro, ma che faccio un meccanico? La stessa cosa. Se uno non è il tuo mestiere, se sei bravo a farlo, o chi incontri è capace magari a tirare fuori un altro lato artistico di te, va bene, io non so ce niente, ragazzi, mi dispiace. E altri hobby oltre al doppiaggio? Se vai domando bene più a mamma o più a papà, cioè, ma cosa c'è di scuola? Cioè, non lo so. Quello che abbia hobby, ti parlo con quello che lavori. Inventa, diciamo, no, hai capito? Inventa, dici solo il quello è il contrabbasso. fatto. No, uno poi dice sempre stesse cose, dice viaggiate. Sai domando quando uno per fuoco colloquio, quello che nella bio di Instagram tutti quanti hanno Perché dovremmo scegliere il tuo profilo tra... cioè, fate un gioco su questo. È vero, ma perché io ho pensato mo sta cosa, nella bio tutti quanti hanno scritto, cioè moltissimi hanno scritto adoro viaggiare, adoro la musica. Ma chi è la musica? Cioè, perché sei speciale? No. Cioè, forse a 3 persone nell'universo non piace la musica e viaggiare. No, soprattutto i colloqui di lavoro. Qualche video l'ho fatto con i colloqui di lavoro. E quei video che feci con Leonardo DiCaprio in Departed, Sì, la scena, lì c'è la scena, quella è bellissima, quella è proprio vita reale. Perché io lì feci un colloquio qualche giorno prima, vi dividi il film, dice tu, ma che si fa del stagione colloquio che ci fatti? Cioè, guarda, i colloqui di lavoro è una cosa. Ma mo dei il loro mestiere, il loro recruiter, come si chiama? È un teatro. Bravo, cioè tu essere dietro un culo fondamentalmente. Cioè, quindi tu mi fai tutte queste domande. Dimmi un difetto, lavoro troppo. Bravo. No, allora usa una parola. Cosa puoi che aggiungere a questa azienda che già non abbiamo? Niente. Posso mettere la carta igienica in tuo bagno, chiamatemi. No, i colloqui sono fintissimi. Quando ti chiedono tipo ma perché vorresti lavorare qui? Cioè, È il mio sogno da bambino. Mamma mia. Non per i soldi, assolutamente non per i soldi. No, perché già metto piatto a tavola. Non pagatemi. Vengo gratis. vengo io perché No. ci sta. È un teatro, bravissimo, è un teatro. E tu hai là, devi pensare, ti metto là e c'ho lui. Non si capisce. Sì. Allora, io voglio lavorare per la vostra azienda perché so di poter dare un apporto e non copione. Cioè, È vero. E ti siamo Chissà se siamo avuto tutti riuscire a attori, cambiare siamo tutti qualcosa attori. con i prossimi video. No, ma non penso che per ora sicuramente non ci sarà un seguito, nel senso, no, ripeto, Tu ogni tanto però li fai. Tu scompari, appari. Ultimamente mi sono Ma ad divertito. aprile hai fatto l'ultimo, mi pare, quindi neanche da tempo fa. Sì, era quello, siamo fatti la Pasquetta. Sì, avevamo mangiato tantissimo. Ho detto film Full Metal Jacket e vedi a chi si caga il cudevano. Ma Jacket, mi è uscito brutto. Jacket. E vedi a chi si caga il cudevano e parli veramente che andavano e diciamo magna tu cosa dire. E vedi anche in quel caso hai una certa un certo seguito, perché poi è il periodo in cui la gente si sta buffando i casatiel ed è divertente perché la gente si identifica, da così, ma lui facci schifo su mangiare la casatella, è vero, è simpatico. Siamo fieri di questa cosa, è bellissimo, che tu più ti identifichi con le persone, riesci a farli identificare, più in quel ci sono condivisioni, visualizzazioni. Sì. Ripeto, non si capisce niente su quello, però effettivamente è l'unica cosa che ci capite. Se fai un video su una cosa attuale è ovvio che vada virale. Sì, ha più marche. possibilità di andare virale. È così. E che cacchio sai, ragazzi? È così. Riccardo voleva fare la domanda sul Napoli, ma fortunatamente No, già sei grandissimo tifoso, adori il Napoli, ti auguri che il Napoli ma io sono tifoso, possa restare in eterno fuori grotta allo stadio Diego Armando Maradona. Questa è una cosa. questo è un punto. Allora, precisiamo, spoileriamo, perché poi molti. Allora, io cioè non posso definirmi tifoso, perché tifoso è un'altra cosa. Io sono. Cioè, mi fa piacere. Ma hai mai fatto sport in generale? Tu? Sì, da piccolo ho fatto basket per la Il vero sport, bravo. No, mi piaceva basket, però fisica non è un fisico prestante. No, ho fatto solo basket da piccolo e basta. Hai fatto benissimo, è l'unico sport che vale. No, dicevo, vedi, a me fa piacere quando il Napoli vince su Cundende, tengo per il Napoli, mi fa piacere vedere la partita quando sto con gli amici, non sono tifoso, nel senso che non seguo il calciomercato, non ne capisco un cazzo, lo ammetto, non è che sono tipo, mannaggia si caci, mi dice, ci capisci niente. Mi fa piacere vedere la partita in compagnia. Però quando sono di casa a Fuorigrotta, il discorso che facevamo prima è perché da anni, sì, io sto a Fuorigrotta, mi sono trasferito da Scampia e dove c'è i miei genitori. No, voglio, come dicevo prima, fanno altre cose a Fuorigrotta.
Ma fa piacere, l'economia gira, È giusto per nominare qualcosa: calcio, Comic-Con, concerti. Macino, dove vai a fare? Fuori crudo. O Baldwin Museum, ma dove vai? Fuori crudo, sotto le mani. La cosa della pizza, la facciamo, museo Babbo Natale. No, ma fa fuori crudo tutto co. Voglio, ma lì là sto spazio. Va bene, però, cioè, fate in modo che poi la gente può camminare. Cioè, non ha senso che poi torna la sera a casa, sta là, tu io da così per fare 100 metri. Cioè, là sta a casa, tu sei una macchina così a chiassa Sì. E così, tutto di cioè, perdi 8 mesi, pensi in un anno quanto ha messo totale, persa sta così. No, anche fa sempre 100 metri. No, ma anche perché, cioè, dicevamo prima, c'è sta partita, sta un evento, sto concerto. Allora, sto concerto non posso scendere. No, posso scendere da pedere. È limitante. La macchina, c'è la macchina posso pigliare, però scendo fu primo secondo tempo. Dove nessuno. Cioè, devi fare i calcoli, sai quel meme dove c'è sta la signora che i numeri, la matematica. Ah, così. Allora, se non c'è traffico non devo fare benzina, col traffico già fa pieno. Madonna mia. Tu pensi che a volte se la partita finisce alle 11 meno un quarto? No, allora non posso ritirare, aspetta. Calcolando con il traffico si sfolla, ma già ti tiri l'una. È così, cioè a fare certi calcoli e da allora quando sto fuori tutta ho un po' odiato tutto ciò che mostro d'oltremato, non ce la faccio più. Sto con tazzecata, io non ce la faccio. Ed è giusto che sia così. Io voglio ringraziare veramente Acuto per essere stato qua perché è veramente straordinario. Non me ne vado, c'è venuto, no, me ne fu parlare. No, siamo una danza di due. Siamo ancora Paziale. 2.0, signori, facciamo anche gli extra e Questa è la prima volta di Acuto agli occasionali. Bello, ma che sei ci sarà probabilmente in prossime edizioni potrebbe tornare. Ragazzi, tu dall'inizio di faccio tu ce lo stai invitando, lanciamo già l'invito, già lanciamo l'invito. Vabbè, ragazzi, ma non fa niente. Tanto comunque hai detto che stai qua, quindi stai qua vicino. Ah, sì, lavoro qua a Verzano, quindi lavoro qua nelle vicinanze, 10 minuti. Sì. Tranquilli. Sì, ma ci tendi a assodare è sempre buono perché non ci sta buttetta. È perfetto. Ma secondo te, ma che bagaffo di tutto, questo malto. Figurati, vabbè, tanto ci facciamo compagnia, tra un paio d'ore arriviamo a casa. Tranquillo. Signore e signori, Acuto! Grazie ragazzi, grazie per avermi invitato. Grazie, è stato un piacere aver anche fatto tornare alla mente dei bei ricordi. Bellissimi, abbiamo visto l'infanzia. Vincenzo Testa finalmente si è levato dei dubbi atroci della sua vita. Il pesce! In giro per la città a gridare. Alloggiato il traffico. Grazie come sempre al nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia. Io ringrazio ancora una volta Francesco, grazie mille. Ci ritroviamo per la prossima stagione perché Vincenzo Testa ha deciso così. Lui è pronto per il saluto finale. Guarda, non ti vorrei salutare per non fartelo fare, ma ringraziamo Vincenzo Testa. Ciao a tutti. Ciao Acuto, ciao Riccardo, ciao Emanuele. Ciao a tutti, ciao a tutti. È bellissimo dirlo, da quando me l'hanno fatto notare che dico sempre ciao a tutti. È bello. Comunque la prossima volta che vengo va a Turchia, faccio un quando la piano. Ma chi è questo? No, così non rifletto, Ciao a tutti, sempre ciao a così. tutti. Gli occasionali torna prossima settimana. Buona serata a tutti.